Chiara pensava che la Pasqua fosse finita con il pranzo della domenica di Pasqua. Un pranzo lungo, pieno, rumoroso, come solo gli italiani sanno fare. Ma in Italia le sorprese non finiscono mai. Durante il pranzo di Pasqua tutti parlano di Pasquetta. Chiara, vieni con noi per Pasquetta? Pasquetta? Che cosa è? Che cosa significa? Tutto il tavolo ride e la zia spiega. Sì, scusa Chiara, abbiamo pensato che lo sapessi. Pasquetta è domani. Il giorno dopo la Pasqua in Italia è festa. È un giorno di vacanza e si usa andare a fare una gita fuori porta, un picnic all'aperto. Insomma, si sta insieme, si mangia, come sempre, ma fuori, all'aperto. Che ne dici? Vieni? Ma certo, risponde Chiara, senza pensarci. E così, la mattina seguente, Chiara arriva a casa della zia e trova la cucina piena di vita. Pentole, contenitori, sacchetti, risate. Sul tavolo ci sono torte salate, pasta già pronta, pane, formaggi e salumi già tagliati e preparati. Una crostata di marmellata fumante appena uscita dal forno. Tutto viene preparato con cura e sistemato in grandi borse da portar via. Oggi facciamo un bel picnic, dice la zia soddisfatta. Così caricano tutto in macchina e partono verso una zona di montagna vicino a Cagliari. La città resta alle loro spalle e piano piano il paesaggio diventa diverso. Arrivano in un bosco, tra alberi alti, aria fresca e pulita. Non sono gli unici ad aver avuto quella idea, ma è normale. Pasquetta è così. Tutti organizzano qualcosa fuori casa e i parchi, i boschi, le aree verdi si riempiono di persone. Appena arrivati, si inizia subito con una bellissima passeggiata nella natura, tra i sentieri del bosco. Gli alberi sono altissimi, sembrano arrivare fino al cielo. Si sente il rumore di un fiume che scorre, gli uccelli che cantano e il vento che passa tra gli alberi. È come musica. Arrivati vicino ad un piccolo fiume, tutti si inchinano per toccare l'acqua. Anche Chiara lo fa. L'acqua è pulitissima, molto fresca. Si abbassa, immerge la sua mano e ne beve un po', come fanno gli altri. Che sensazione fantastica! Continuano a camminare e durante il loro cammino trovano anche un piccolo sito archeologico con una vecchia tomba chiamata Tomba dei Giganti, costruita migliaia di anni fa. Il tempo da queste parti sembra proprio essersi fermato. Intanto inizia a farsi sentire un po' di fame e così il gruppo decide di tornare verso l'area attrezzata per fare il picnic. Ci sono dei grandi tavoli di legno e dei barbecue a disposizione di tutti. Quindi, mentre le donne iniziano ad apparecchiare la tavola e a preparare tutto il cibo, gli uomini si occupano del fuoco, come da tradizione. E dopo un po' di difficoltà iniziale riescono ad accendere il fuoco. Così si fa un bel brindisi con del vino rosso nell'attesa che la carne sia pronta e cotta. Il profumo dell'arrosto inizia a riempire l'aria. Ah, finalmente è arrivato il momento di
mangiare e di stare insieme. Improvvisamente c'è silenzio. L'unico momento in cui si può avere silenzio in una tavolata di italiani sono i primi minuti di un pasto, perché appena si riempie un po' la pancia, le chiacchiere subito riniziano. Ma le sorprese non sono ancora finite per Chiara. Dopo il pranzo, qualcuno tira fuori un piccolo fornellino da campeggio e sopra ci mette una cosa che Chiara riconosce subito, la mitica caffettiera Moka. Il caffè espresso non può mancare mai, neanche in montagna. E così, in mezzo al bosco e alla natura, preparano il caffè. Il profumo si diffonde nell'aria. Chiara sorride. Ormai lo sa, in Italia il caffè è un rito, sempre, ovunque. Insieme al caffè naturalmente arrivano i dolci, tipici sardi della Pasqua, le pardule. Sono dei piccoli dolci fatti di ricotta, profumati con limone e zafferano. Dolci delicati, buonissimi. E poi arriva anche la colomba pasquale, che si mangia in tutta Italia nel periodo di Pasqua. Chiara assaggia tutto, ovviamente. Per finire il pasto in bellezza, anche la mazza caffè. Non può mancare. La mazza caffè, che cos'è? È un buon bicchierino di mirto in Sardegna, per esempio. E così anche il pranzo di Pasquetta è finito. Dopo il pranzo si continua a chiacchierare e qualcuno propone una passeggiata leggera per digerire il pranzo troppo abbondante. Una passeggiata lenta tra risate e sole. Questa gita fuori porta così semplice piace tantissimo a Chiara, perché non è solo una giornata, è un modo di vivere. Oggi Chiara ha imparato nuove parole. Pasquetta, il giorno dopo Pasqua. Gita fuori porta, una breve escursione fuori città. Moka, caffettiera italiana tradizionale. Pardule, dolci sardi di ricotta, limone e zafferano. Colomba, dolce tipico della Pasqua in Italia. La sera Chiara torna a casa stanca, ma è una stanchezza bella. Apre il suo quaderno rosso e scrive: ci sono giorni come Pasquetta che non sapevo esistessero. Pasquetta è uno di quei giorni che per fortuna esiste. Nel prossimo episodio Chiara scoprirà un'altra abitudine italiana che all'inizio sembra strana, ma poi diventa normale e naturale. E tu? Ricorda, la lingua si impara ovunque, anche nei boschi, tra un caffè e una passeggiata. Un caro saluto e a presto da Carla.